Guagliù, buonasera, spero veramente che non sto parlando solo io perché non c'è nulla di più avvilente, veramente, secondo me nella vita è, è uno che fa un video in diretta di sapere di stare parlando a Waller, solo solissimo, veramente una cosa che mi piglia proprio a capo. Infatti voglio andare a vedere mo su YouTube, scusate se parlo piano, per la prima volta parlo un po' piano perché ho paura che praticamente sto parlando su tengo proprio un timore veramente grande di questa cosa, perché ho parlato per 6 minuti solo io, se io dovessi quantificare tutti i minuti che ho parlato su io, paura in diretta, scusate, se dovessi quantificare tutti i minuti delle dirette che ho parlato su lì, rinda la vita mia e si mi ha parato 3-4 ore di diretta così, veramente. Vabbè, comunque, ora vedrò da YouTube, mi accorgerò se mi state sentendo, perché guarda, ci rimango proprio come un cazzo proprio, per la verità. Cioè, c'era Marco Lollai quando dico, allora Marco Lollai, tu che stai qua e ti vedo su YouTube, dimmi se mi senti, se mi vedi, perché è importantissimo per me, è una informazione di vitale proprio importanza, perché, ti sentiamo, Forza Azzurri, grandissimo, voglio, ma che sangra marosca, ma una qualche body che si ma dai facci a stem, che brucio proprio i server di Palo Alto, sarebbe la località che se non sbaglio dove proprio regna la cestra mamma YouTube, perché è una cosa assurda, ti sento meno male, perché ha già parlato 6 minuti soli, no? Ma che una veramente, guardate, è di una cioè, è proprio assurdo come va, perché poi parto bene tutto sparato, no? Perché sai, comunque, mi piace, no? La diretta, che la cosa, che la capace. Quando succede si fatta mi smonta sana proprio dico ma possibile mai ma che facci mi destra vecchia ma sempre si fa ma solo a me poi mi succede queste cose non so se ci avete fatto caso no? Magari allora, io seguo qualcuno in diretta ogni tanto e non hai mai visto che a chi si cace capita non che io glielo auguro per carità mi auguro che non gli capitano mai questi intoppi ma a me mi capitano sempre perché poi ne è la prima volta succedono fatti di chissà che se voi lo sapete voi, cioè chi mi segue non passi cazzi diretto lo sa no? Che succedono sempre questi cazzi di testa vecchi problemi ma sempre solo a me mi succedono inspiegabili tra che questo è un problema diciamo qualche volta sono onesto qualche volta ero in a casa caruto perché abbassavo il volume del computer allora sa allora me ne arriva solo a me che dico io poco patriarca come sono struzzo no? Che stavolta però non è successo niente di questo io non ho alzato cioè non c'è calato nessun volume si è tutto cosa a posto quindi sono delle cose paranormali voglio dire perché sennò non si spiegano questo, a me mi succedono certe cose voglio dire, paranormali cioè non c'è altra spiegazione sono giustamente non è capo cioè, chi esistono chi la vanno a studiare cose paranormali però giustamente non è che poi non è a casa mia a stufato che se ne fottono cioè finché stesso qualche fantasma qualche mostro loro verrebbero però, però finché sono cose di computer nessuno se ne fotte sono problemi terziari quartiari però a me magari sempre stufato che sangra ma rosca come fre vabbè quando va a fare un book ma ci sfumato non passa cosa e niente, voglio questo volevo dire, ma proprio mi sposto proprio nel vado. Forza Azzurri, abbassare il volume del PC per buffa e YouPorn buchi assolutamente, pure perché non mi sembra proprio l'orario di YouPorn, cioè questi non sono gli orari di YouPorn, parliamoci no, abbassavo il volume perché? Perché poi è nata storia. O calava perché poi tengo a Facebook con grande chita morta che a così agisce mi insisteva a chiamarmi con quelle sfaccimma di chiamate su Facebook allora sai una calo volume perché dice fammi calà perché così ci metto un culo non a grande a casa caruto non capendo che poi ci metto un culo su lui perché poi, ho parlato per minuti da solo ma non in questo caso attenzione non questa sera c'è stato il fenomeno paranormale ma nelle scorse volte qualche bodaggio e vabbè
Comunque, voglio, questo è quanto purtroppo c'è sta poca fa. Allora, Forza Azzurri dice: c'è dei sfornati che zuppe coz, talmente che ne fanno pure i scorso maggio magnate a faccia la cona. Allora, apro questa parentesi molto tragica, perché questa è una cosa molto triste, voglio dire, da parte mia, perché voglio allora io sto schiattando un corpo perché stasera non mangio magnata zuppe coz e secondo me sono l'unico, probabilmente l'unico napoletano che non si è mangiata la zuppa di cozzo, cioè lo fa capire a quale livello stiamo. Perché? Perché in primis perché mia moglie purtroppo è intollerante alle cozze, alle come si chiama, metalline, tutte queste cose di mare, quindi tengono una short voglio povero la tengo proprio, non posso fare. Poi, poi però per la verità, nonostante questa intolleranza che mia moglie ha per quanto riguarda questi frutti di mare e queste cose qua, qualche volta ci passiamo manco poco cazzo e ci mangiamo stesso, anche perché mia moglie poi dopo si prende una pillola che gli fa passare questo mal di pancia perché il cozzo sono buono e la roba in mare è buona e uno non ci può rinunciare che sennò è che ci fa la vita già è bella, no? Poi ci vuole pure il cozzo che ha mesi e tutti questi culli cazzo e quindi fondamentalmente però che succede sai come questo voglio fare purtroppo ieri mia moglie non si è sentita bene ha avuto dei crampi oh, però ha avuto questi crampi allo stomaco e se non che meno male si trovava vicino all'ospedale quindi si un attimo cioè è andata all'ospedale dopo l'ho raggiunta io e si è fatto un pari di lavaggio queste cose qua perché per far passare questi crampi allo stomaco quindi oggi giovedì santo purtroppo io non mai ci ho potuto mangiare sta zuppa e cozzo quindi veramente sono l'unico a Napoli che catena sta sfortuna che non sa mangiare la zuppa e cozzo e vabbè buonanotte quindi voglio parlare di zuppa e cozzo stasera perché veramente è una pagina abbastanza drammatica vabbè comunque Alessio Enigma sono tornato non si tratta di quanto colpisci forte ma di quanto forte ti colpiscono e come continui ad avanzare vabbè Alessio purtroppo è fissato con Rocky e ogni volta che facciamo in diretta soprattutto queste qua anzi queste qua di YouTube a sparare sempre qualche frase di Rocky allora, guarda, siamo 27 spettatori, abbastanza pochi. Sono andato a controllare un attimo, siamo abbastanza pochi. Di solito la nostra squadra era comunque di una cinquantina di unità quando facevamo il diretto in coppa a YouTube. Spero non fa niente, non fa niente. Cresceremo oppure rimarremo sempre questi 30, 40, 50. Non fa niente. L'importante è che siamo noi fedelissimi e questo ci fa piacere. Io per questo la faccio questa diretta qua, veramente per il piacere di stare con voi, perché questa è una diretta più lenta, diciamo, più così, invece che la a Facebook, lo sapete, non so se la seguite il lunedì, si capisce un cazzo, molto veloce, molti commenti, molto... Vabbè, comunque, Andrea De Leva, che hai fatto in 6 minuti nella diretta di prima, non lo so, e mi avvilisco a pensare di aver parlato per 6 minuti, perché magari ha detto pure qualcosa di dignitoso, no? Qualcosa di utile, forse, qualcosa che sentivo il bisogno di dire, ma purtroppo me l'ha scordato e non lo saprò cosa ho detto e non lo saprò mai, non lo sapete nemmeno voi. Chissà quale cose ho detto purtroppo non si sono sentito a fanbocca. Comunque, Raffaele Granata, come sono le cozze dell'MD? Penso che sui plastica, detto proprio chiaramente. Antonio Pellegrino, c'erano troppe parole in questa diretta. Sì, ha giocato a mano poco, ma io penso che voi mi abbiate capito. Mi dispiace se siete lì con i vostri genitori, con non so, le vostre fidanzate, le vostre non lo so, però io sono fatta così, ma mi deve venire concessa la male parola a me, ma io poi sono un amante della mala parola e quando ci vo a mala parola, purtroppo è così. Comunque, Francesco e Gennaro Ferrara dicevo sei più casagato da tu o YouTube? Pensi YouTube, guarda che te guarda, attenzione. Comunque, ce ne voglio, dice, no? Comunque, Matteo Genovese non si tratta di essere pochi di noi, ma si tratta che mezza Napoli stanno attuando un processo, compreso me. Sì, questa è anche una, come dire, una conseguenza comunque delle cose che non sono sempre, se sono buone, però i bot abusandone troppe di cozze vai a finire direttamente in docesse e anche un po' sono come la Choconut fondamentalmente, cioè niente di più, niente di meno, nel senso che se ne abusi e ne mangi troppa fai alla fine e mi fai la nottata un po' cesso. Comunque, si è scordato di salutarmi, sì, lo sai che ci tengo. Andrea De Leva, ti saluto, no? E se è capitato questo, capito, sto fatto che
era diretta, ha già parlato per 6 minuti soli e quindi mi sono un po' perso nei saluti. Comunque, quindi mo vado proprio all'inizio dei commenti, c'è chi vi saluta. Per chi allora saluto sì, innanzitutto metti CM Brooks che cazzo mi dice come si chiama veramente, perché quando mi fai nominare questo nome mi sento uno strunzo. Metti Matteo come mi fa piacere comunque che lui c'è sempre le dirette. E poi questo avevo detto, una delle cose che avevo detto in quei 6 minuti era la gioia, stavo manifestando la gioia del ritorno di Alicmo Bastone, grandissimo, ecco qua, buonasera Ciro, e buonasera a chi la Magna Waller, la mamma YouTube, e queste sono le sue parole sempre molto diciamo affettive verso la madre di YouTube, che è una grande cess, lo dico proprio chiaramente e senza mezzi termini. Comunque Carmine Lamberti, Greca, Fuse c'è sei pure tu, vabbè saluto Fuse Gamer, no? Lo saluto Giorgio Marinelli, poi c'è sta Giuseppe Cozzolino, Marco Lollai, che io mi scuso con lui perché prima evidentemente mi stava chiamando a telefono e si dice il marketing, ma che ci fai scimo, mi chiama a fa, perché io sono in diretta, lui sta vedendo la diretta, non capivo perché mi chiamasse, nonostante poi ci siamo pure visto oggi, e lui evidentemente mi voleva dire questo fatto che non si sentiva la diretta, quindi mi scuso con Marco che vabbè, che comunque non ha sentito quello che avevo detto io prima. Comunque tutto a posto. Allora Paolino Iovino, c'ero, ma se proprio una Casa Caruto stai facendo la diretta proprio quando sta facendo Italia-Spagna che Casa Caruto, no, ma sinceramente non passa manco cazzo, non dell'Italia, di solito mi frega che parte dell'Italia e tifo anche per l'Italia, nonostante sai a Napoli non so tifo per l'Italia, a me mi piace l'Italia, tifo per l'Italia, però a me sta amichevole passa manco cazzo, se è una partita europea mondiale, Stefano Mazzi, grande, e che stiamo dicendo anche 6 minuti, non sta ci manchi, mannaggia, morta in fama. Comunque fa piacere anche del ritorno di Forza Azzurri, grandissimo, fa veramente piacere perché è anche un po' che non c'era nelle dirette. Lui era un sempre presente, è sempre stato presente nelle vecchie dirette e mi fa piacere. Vabbè, comunque Alessio Enigma Sinu Palazzo senza fondamenti c'ero, sì, effettivamente sì. Greca, Ali al suo tempo, perché non si ti fa scusa? Ma perché a Napoli c'è sta un po' questo, noi siamo un po', diciamo, tra virgolette, un po' di antinazionalisti, nel senso che per noi Napoli è come fosse una nazione, no? Per la maggior parte dei napoletani, di noi napoletani, diciamo che Napoli è come se fosse il Napoli, diciamo, come fosse la nostra nazionale, però noi non, tra noi, dico noi, ma a me me ne fotte proprio i tifosi stesso per l'Italia, non mi faccio di questi problemi, ma perché sono cresciuto così, ma ho visto le partite nei mondiali o 94, lo sai, sono un po' affezionato a questo, però qua a Napoli, sai, non si tende a non tifare Italia, c'è stato tutto qualcuno tifo per l'Argentina, figurati. Comunque Stefano Masi, Fabri, un consiglio, quando ancora tenevi geni e faticavi, quando ti licenziavano, come facevi a metabolizzare il fatto che dall'oggi al domani non avresti più lavorato? Era abbastanza difficile questa cosa perché sai, poi è abituato, se tu lavori tutti i giorni e hai degli orari prestabiliti, poi fondamentalmente e lavori per tanto tempo in questo modo, come fatica la maggior parte delle persone alla fine, e dopodiché quando ti trovi senza fatica ti trovi spiazzato, ti trovi ti sentono poco, si rischia pure in depressione, che magari e che si fa? E quando tempo libero è tutto sto tempo libero, ma mo che già fa? Quindi è tutta una questione di abitudine, la vita è una questione di abitudine, ti abitui pure a non fare niente, come ti abitui a lavorare. Poi mano a mano se trovi un tuo equilibrio ce la può fare tranquillamente. Allora, Andrea De Leva, hai visto Clementino che si è operato alle corde vocali? Sì, ha già visto sta cosa e sì, la ci sta oggi o ieri, comunque ha scritto uno, ci ho scritto un commento, ha scritto in bocca al lupo, che giusto perché mi fa piacere, cioè, mi fa piacere se quando guarirà, se guarirà sicuramente. No, so che comunque per un paio di mesi non potrà cantare perché si opera alle corde vocali. Vabbè, mi dispiace ovviamente, perché comunque Clementina, al di là del fatto che ha fatto i Sanremo e tutto il sapesse che ci ha fatto su bello regalo. Ecco, comunque Clementina è una persona, a me mi sembra una persona molto socievole, una persona molto, non vogliono come noi alla fine, quindi
mi dispiace per questa cosa, ma comunque credo che si rimetterà, che siano quelle cose che comunque non è un primo cantante che si opera alle corde vocali, ce ne sono stati, ce ne sono molti che si operano alle corde vocali e alla fine nessuno ha mai perso la voce, voglio dire, quindi è tranquillo. Comunque Ciro Gatta, cioè, non so se già ne hai parlato, ma comunque cosa ne pensi di Federico D'Agostino che lo arrestarono e buonasera. Ciao Ciro. No, sì, me l'hanno domandato qualche voto in qualche diretta che ho fatto, però a me mi dispiace perché comunque non è bello sapere che tra l'altro apro una parentesi, a me mi pare che l'hanno pure scarcerato, tra l'altro, tipo l'ho letto l'altro giorno. Però mi era dispiaciuta la situazione perché nonostante lui non è che mi sia non è che sia uno dei miei preferiti, sinceramente, però sapere che un guaglione comunque, boh, non so se nell'età mia, comunque un ragazzo, comunque va in galera non è mai bella come cosa, in effetti. Mo, poteva stare antipatico, poteva stare simpatico, secondo me non è bello poi sapere che un guaglione va in galera, perché sarà bella anche in galera, no? Comunque, Crecca, Stefano Masi, appunto, ora sto senza fare nulla e non sacce che già fa, mannaggia, sì, e in realtà ti abituerai pure a stare senza fare niente, ma poi non credo che sarai sempre senza fare niente, mo è capitato che magari ti hanno licenziato, non lavori più, ma alla fine troverai qualche altra cosa sicuramente, già se ti metti a cercarla, già stai impiegando il tuo tempo, quindi no, voglio dire un attimo sì, come ha scritto qualcuno a Facebook, no, voglio salutare pure Sara di sabato, Sara Saturday, che credo che si sta avendo una diretta da Spagna, e Gaetano Piacente, poi c'è sta Gregory Scarpati, no, se non mi scordo, Alessio Lacco, grandissimo Muzzilli dall'America, ve lo ricordate perché abbiamo fatto una diretta insieme e ne voglio fare qualcun'altra, glielo volevo dire ieri, poi mi sono scordato, però magari la prossima settimana lo invito, se vuole, se ci sta, se è disponibile, a fare una diretta insieme. Carecca, dice, ancora non si sente, dice, come si chiama qua? Andrea Fusco, ma non credo, perché penso che vedo i commenti, vedo le cose, quindi alla fine vedo che mi state sentendo, scusa, c'è una diretta su YouTube, non si sente, sì, ok, chi ste Gaetano Montanino, no, vabbè, ora sì, però iscrivo perché questo è un messaggio di prima. Vabbè, penso che voglia salutare a tutto quanto, credo, non voglio se sente una minchia, salutami a me e Federica, la Marca, no, Martino Carrella dice, non voglio scusare, che va troppo facile di cazziare, mi fa fastidio, io dice sempre scusa, non vi ho salutato, è meglio che vi saluto, salutami a me e Federica, la Marca, Rosalba Boccia, Lucia Marmolaro, Francesco Sinisi, proprio una bandica scaruto, ti saluto da tutti e vabbè. E Valentina Catanzaro da Crotone, che non si può vedere la diretta, ma la saluto sempre, perché si fa sempre salutare e io la saluto piacevolmente. Poi fa piacere pure che il Crotone, se non sbaglio, è salito in Serie A e fa sempre piacere. Attenzione, attenzione, si ritorna alle sceneggiature del grande Allicmo Bassone. Eccolo qua. Da tanto tempo mancava nelle scene e quindi sentiamoci questo suo nuovo film che si chiama Carlinat Man, non so se sono pezzotti Superman, non lo so, comunque o puzzati fam che fai Shippy Zinger Robert Carlinway, attenzione, schiattato in coppo chess a roppe coz e Carlinat Man che schiatterà un nemico con Adoker con pagliaccio fetaciato salvan Pezzotto Tam City, che sarebbe Pezzotti e Gotham City. Comunque, vabbè, questo è tutto non so se Pezzotti di Superman e Batman, non l'ho capito, vabbè, comunque un mix, perché mi pare che fanno un film Batman contro Superman, una cosa che è, perché si sta capendo più un cazzo, che a livello di supereroi veramente fanno un sacco di film, non riesco a starli indietro, non so, mi sto facendo vecchio. Comunque Emanuele Mangiavia, grandissimo Palazzo Frascito, un saluto a te e a tutte le case, grande Emanuele, ti voglio bene, ti saluto e mi ricordo quella notte in cui cercavi di farmi di aiutarmi per le dirette di Periscope, non ci siamo mai riusciti, ma vabbè, problema del telefonino mio purtroppo. Comunque Giuseppe Cozzolino qui a Bologna si butta il sangue, non ci sta a fatica. Questo lo sai che pure ieri parlavo con una ragazza su Facebook che mi diceva la stessa cosa, perché sta a Bologna e non è cazzo di trova fatica. E questa è una cosa molto che fa riflettere, perché di solito Bologna, che è al nord, a modo dice grazie cazzo, che sono nord, c'è rosso la prima, che sono no, dico al nord perché di solito nord, sai, c'è la nomea che c'è, il lavoro c'è sempre, però
le cose purtroppo sono un po' cambiate, e senza che pure Nord è difficile trovare lavoro. Questo lo so per certo, perché ho tanti amici che stanno Nord e che alla fine tu dici no, che non hanno poi tutta questa facilità di trovare lavoro e robe. Comunque Michele, mitico rap, purtroppo io non posso essere sempre presente alla diretta, ma sono sempre presente con il mio supporto. Grande Michele, mitico rap, a me mi fa piacere, voglio io a me castamma alla fine il casong che song sì c'è stata, a me mi fa piacere, è un vero piacere. Poi ovviamente ognuno c'ha, no, e poi perché dico questo? Perché a volte vedi ma pare tanto che uno si giustifica, no? C'ho mai visto con Marco Lollai, e sai, si è dispiaciuto che non poteva vedere le dirette, mortificato, ma io vengo a sparare a casa se non volete dire, cioè, io mi fa piacere, ma cioè, veramente mi fa piacere, più ne siamo, uno più tende a in casa, no? Perché pensa che si massa, quindi faccio, lo so, su più gasato, va bene, si va potito ma mica che già fa, mica, e cosa fa? Comunque, Stefano Masi, la volta più eclatante in cui è ritardato ad un appuntamento importante per colpa di qualche cosa che ancora oggi non ti riesci a spiegare. Ma no, ma per colpa di qualche cosa, sinceramente, ma forse qualche volta sì, qualche volta mi sarò proprio dimenticato di qualche appuntamento. Questo mi capitava più tanto tempo fa, ma invece a essere sincero, cioè, guarda, io veramente se vogliamo parlare all'epoca, cioè quando ero tra i, non so, tra i 15 e i 23 anni, facciamo questo lasso di tempo di 8 anni, era proprio una casa dove, cioè io potevo ti poteva appendere, ti poteva, mi scordava l'appuntamento, va bene, ero un ragazzo giovane alla fine, dopodiché a Roma c'è da questa cosa crescendo, sono diventato molto preciso, molto puntuale, troppo puntuale, perché io, non so, c'è da, però sempre trovo difficoltà a Napoli con questo fatto della puntualità, perché io sono molto puntuale, nonostante mi muovo a pere, ma faccio a pere per gli Cumano, per gli Pullman, su cazzo arriva mezz'ora prima agli appuntamenti, mi sto là mezz'ora, aspetto, metto vicino il telefonino, mi faccio un giro, non lo so, però faccio sempre, sono sempre abbastanza preciso rispetto a altre persone che ci da voglio un po' di puntualità a vita proprio nera. Cioè io, i bot sfruttano come compagno mio, ci dico, dico, ma guarda che io sono più puntuale in Napoli, cioè io mi sparo questa presunzione, perché è difficilmente ci trovate a qualcuno puntuale come me. E io conosco un sacco di persone, pigliano un sacco di appuntamenti, mi vedo con un sacco di persone, però non ci mai rispecchiato, cioè no, mai no, ma raramente ho rispecchiato la puntualità che tengo coppa agli appuntamenti. Per la verità, su coppa sta cosa non si può dire niente, sono molto puntuale. Comunque, Ciro Gatta, Ciro, raccontaci la tua miglior barzelletta. No, Ciro, io sulle barzellette sono sempre ma non solo sulle barzellette, però non ho mai tenuto questa abilità di raccontare barzellette, anzi io anni fa invidiavo le persone che sanno raccontare le barzellette, perché io non l'ho mai saputo raccontare, ma proprio non me le ricordo, cioè magari se sapesse e sapesse pure raccontare, ma non è stata mai arta mia barzelletta, guarda. Proprio zero, cioè, vedo chi ci sta, qualcuno proprio anzi ti dico pure la verità, qualche volta mi rompo proprio il pallo quando qualcuno a cominciare, non so, perché poi mi vedono a me, non lo so, magari vedono i video, vedono, allora come se la gente poi non volesse fare ridere a me, no? Allora io non è che io voglio ridere, ma no però a comando, cioè a me non mi piace ridere a comando, nel senso volete farci ridere, ma non mi fai ridere se dici così. Allora se poi ti appacchi là, proprio che devo andare a raccontare barzetta, sai che là è buon in mail, ma senti, ok, mi fai ridere, beh. E poi sai che là, vabbè, racconto pure questo, ok. E poi sai che frate ci sciso fra tua se ne sacci barzellette non tu fai sa e ne sacci come dispone di là che ti racconta una barzelletta una collana cioè che e non volessi sparare da quel momento perché dico una sola però poi io tre ma buffata a meno che poi non le sai raccontare poi sa pure chi là che stanno raccontando proprio bene e ti fanno pisciare sotto le risate però non è il caso che sto dicendo comunque Forza Azzurro, hai visto l'attentato che hanno fatto stile dell'ISIS, ma che ci facciamo non si può cambiare più e noi teniamo più la libertà e fare quello che vogliamo. Ma poi no, questo diciamo noi no, noi stiamo buono, perché qua non è che hanno fatto mai attentati, proprio, fortunatamente pure, cioè, a Napoli ci un test in un minuto a fare un attentato,
ma fortunatamente non lo fanno. Vabbè, voglio sai che purtroppo è un po' dura questa cosa, un po', però è così. Allora, finché a noi non ci capita proprio, speriamo di no, ma non capita che a Napoli. Già per esempio si capita a San Milano, per tipo fare una di palle, perché poi non mi dispiacesse per i milanesi. Però già noi ci non fottesse, ma comunque, sai che fin quando non cazzo, non ti succede a te e non ti succede nel posto tuo, non lo puoi sentire così. Cioè, voglio, io per carità, sì, mo hanno fatto l'attentato a Bruxelles, ecco, ma io, ma ci vedo, quando hanno fatto l'attentato a Bruxelles, a facciamo l'hanno fatto loro, no? Ma ci vedo 18.000 umani, ma ci vedo 18.000 pullman, cioè, noi la libertà di rimo, voglio dire, cioè, oddio, ci sta un po' di paura ogni tanto, che era uno scimmie barbatante, in una umani, cioè, si sta su un binario, o piglia proprio un umano, no, per dire, può capitare questa, però fondamentalmente yeah, non è ancora una cosa, no? Chi è che ha segnato Insigne ha segnato, no, veramente mi fa piacere, se ha segnato Insigne per l'Italia mi fa piacere. Tu quando stai facendo fatto Insigne veramente mi fa piacere. Allora, metti Brooks, c'è rotto, trovo meglio in coppa a Facebook o in coppa a YouTube. Ma guarda, io già l'ho detto questa cosa, ci stanno lati positivi su Facebook e lati positivi su YouTube. Allora, su Facebook c'è sul lato positivo che ne sono tante le persone che seguono la diretta ed è un piacere per chi la fa sapere che ci sono tante persone. Dall'altro lato, però, sono ufoni i commenti, troppi, e quindi magari non riesci non so, magari io qua sto riuscendo a leggere forse quasi, no tutti i commenti, ma quasi tutti. In coppa a Facebook è impossibile, ne puoi leggere il 5%, che è una, come dire, una percentuale bassa, no, rispetto a questa, no, di YouTube. Quindi magari qualcuno si indispone, quando tu non leggi i commenti degli altri, so che dall'altro lato qualcuno si indispone, magari si specie non leggi i miei commenti, solo che alla dread, no, sti grandi non sanno che tu non devi leggere tutti i commenti, perché è umanamente impossibile, okay? E non lo capisci, no? Però meno male che i diretti poi hanno fatto quando, così magari col tempo capiranno che è così. Comunque Francesco e Gennaro Ferrari, però un po' a Facebook si possono fare pure i messaggi vocali, sì, sì, quella è una cosa bella, per esempio, quella è una cosa bella. Sì, ci stanno, diciamo no, sta novità, perché però io quando faccio il diretto in coppa a Facebook a un certo punto dico, non so se mi seguite in coppa a Facebook, se l'avete mai visto, comunque dico, voglio, mandatemi pure qualche messaggio vocale su Facebook e io lo faccio ascoltare poi in diretta. Sì, è una cosa particolare, cioè abbastanza che cazzo, no? Voglio dire. Quindi, vabbè, comunque, Ciro Gatta sta facendo le iene, sì, lo so che sta facendo le iene, ma passa anche un cazzo, perché io poi sono fatta così, avevo detto che facevo la diretta su YouTube, la voglio fare, e oggi mi sembra proprio la giornata perfetta, perché anche ieri sarebbe stata una giornata buona per fare la diretta, però la città la faccio rimane. Vabbè, si sapeva sti cazzo, sinceramente che c'erano lì, ne può darsi pure che la faceva a ieri e non questa sera, però sicuramente meglio di domani, perché rimane c'è sta ciao Darwin e quindi ciao Darwin sa da avrei. La Davod fece questa diretta il venerdì, ma c'è stato ciao Darwin e infatti eravamo pochissimi e poi mi sarei veramente voluto vedere ciao Darwin per carità. Comunque vabbè, comunque, no, boh, sembrava di meno, però siamo pochi, a essere sincero, questo non è piacevolissimo come cosa, nel senso, vabbè, forse perché la già un po' Richard, devo un po' dire questa cosa che la faccio nella diretta lunedì, oppure non sacci, chi si vede la diretta lunedì si fa e si vede nella diretta, può essere pure questo. Comunque noi proviamo, sperimentiamo, vediamo dove si arriva. Allora, Duck Shish 10, ragazzi, dove posso guardare l'amichevole dell'Italia? Sta facendo Coppa Italia 1, scusami, Rai 1, Rai 2, non mi ricordo. Mario Conti, c'è il posto di YouTube, non hai più utenti lì. Sì, sì, a livello visualizzazione per persone che guardano le dirette, ce ne stanno e più in coppa a Facebook, però come dico spesso, coppa già 30 voto pure in questa diretta, questa diretta qua ne siamo pochi, però è più gestibile, è più tranquilla, siamo più intimi, allora sai, comunque c'è il suo fascino, okay? Come dai, fa capire. Michele Mitico Rap, qua fra ci ho messo mezz'ora a raccontare sta barzelletta e tacite che hanno iniziato a raccontare di barzelletta, allora ho veramente in un palazzo sfravagato, non lo so.
Allora, forse tu l'era, scusami, l'avevi scritta tu questa barzelletta, ok, leggo la tua barzelletta. Michele dice, allora c'è sta un manicomio e arriva uno e dice, il primo che riesce a battere le mani esce dal manicomio. Allora arriva uno e sgarra, arriva un secondo e sgarra, poi arriva un altro e ci riesce, e tutti quanti, bravo, bravo, questa è bellissima, io la conosco. Questa è vecchissima, però che sia una bella barzelletta, per esempio. Questa è veramente una bella barzelletta, che mi ricordo che la raccontavano e mi ha sempre fatto ridere, mi disse barzelletta, poi mi ha sempre fatto ridere quando ero piccolino. E che sa merita, questa è una barzelletta di una di quelle là che merita. Stefano Masi, Pull&Bear. Sì, Pull&Bear è uno sketch che oggi mi sa ieri, che voi non sapete, guarda, voi siete fortunati, perché io voglio raccontare sta cosa che noi pensiamo verità che lo sketch, no? È durato non so quanto, 10 secondi, 20 secondi, non lo so. Cioè noi ci abbiamo messo una vita per fare lo sketch. Cioè, per esempio, io ho comprato un mezzo pollo e una birra Veroni e per fare questo sketch praticamente, vabbè, si doveva uscire da lì e me la mangiavo pollo con la birra. Voi non potete immaginare, io mi ho mangiato tutto un mezzo pollo e solo perché il pollo era finito non abbiamo rifatto altre scene. Perché? Perché mannaggia la puttana vergine c'è sta vicinanza che fa i video che mi fa e riprese che non ci faccio mica cagazze pignolo e allora purtroppo non ci piaceva come era venuto perché aveva fatto tutto un fatto continuo che non vi sto un spiegare tutto un fatto perché quello è continuo alla scena senza fermo tutto, allora passava la gente allora poi là da scritto non l'era fatta buona io mi mangiavo pure con la mano troppo avanti, voglio ma non ci faccio i bordelli, che poi non ci faccio proprio, faccio sketch di gara, nonostante poi alla fine mi fa piacere che piacciono, no? Che, perché la gestione è stata condivisa, è stata commentata, è stato mi piaciuto, cioè, è stato piaciuto, come si dice, è piaciuto, no? Comunque mi fa piacere, però mamma mia, maronna, ma mezzo pullo che era tipo il pomeriggio, che già era mangiato tipo il 3, avevo mangiato tardi quel giorno e mette a mangiare mezzo pullo per fare sta scena, ma poi a birra, vabbè, a birra era vicino, siamo ubriacati, vabbè, comunque non si immagina che c'è stare da sti cazzi video, pure piccoli, no? Ci stanno certi cazzi assurde, vabbè. Comunque, ali al suolo, nemmeno tempo risulta che subito segna a Spagna che maronna. Sì, ma che la Spagna nasce fa scimmi da una squadra che ma schifo proprio, schifo proprio per questi spagnoli dal punto di vista calcistico, però, perché maronna mi hanno sempre disposta nel valore. Vabbè. Comunque, Crecca. Alessio Enigma, quando una persona è scema, io gli dico simballed o si una casa caruto, ma credo simballed. Non so se è un termine inglese, non lo so. Comunque, Matti Brooks, c'ero ketchup o maionese, ma più maionese che ketchup, sinceramente. Anche se io, per esempio, quando mangio un panino, ci metto sempre un po' di, cioè un sacco di maionese, dopodiché piglia e ci metto Crecca, aspettate un attimo, Gennaro ha inviato un messaggio vocale. Ma poi mo ci sentiamo, un messaggio vocale di Gennaro, giusto per... Buonasera Fabri, siamo di nuovo in collegamento con la tua bellissima registrazione, la tua bellissima diretta. Mauri, hai avuto un attimo di esitazione, Gennaro Ferrara, registrazione, registrazione post diretta come parola, comunque saluto Gennaro. Vabbè. Comunque dicevamo, Ale al suolo, mannaggia Marosc, assurdo, gol era pure in fuorigioco, non so che è facile capire pure che ha segnato la Spagna. Sì, no, Francesco ha detto c'ero sì, l'ho sentito. Allora, Michele mi dico rap, grande cielo pure io rido sempre per sta scimità e barzelletta, ma sta barzelletta, ma è proprio... Poi c'è una serie di barzellette sui manicomi, no? Sui pazzi, e che a me mi fa sempre ridere, che ce fa? Non lo so. Raffaele Granata, cioè, ma come hai convinto 100 ragazzi a farsi toccare il seno? Svelaci il tuo segreto. Ma tu sai che manca a farlo apposta, perché già l'ho detto, no? Però pensavo oggi a questa cosa, non so perché da quale capata di pensiero stavo. Forse hai visto poco zizzo, non lo so. Comunque, no, perché pensavo proprio a questo fatto che uno si pensa chissà come ha fatto. Addirittura ci sono coppa a stu video, no? Su YouTube c'è stata addirittura gente che dice, vabbè, ma l'ha pagata, c'è proprio gente che gli pigliasse, ma da che sparasse mucco, ma da che, perché volessi dire, frate, ma tu hai capito che intendono una lira? Cioè, ma io secondo te potevi mai fare un video
che pagava i guaglioni per fare tutti i zizi, ma poi quanto sarebbe venuto a costarmi, diciamo, stu video, canza pigliano un cazzo, un coppa YouTube e robe, vabbè. Comunque, paradossalmente, uno chissà cosa pensa che sia successo, ma alla fine io non ho fatto altro, però mi rendo conto che è una cosa che uno dice, ah, io ho coraggio, no, ma cioè, io devo, scusate, io sto facendo video in coppa YouTube, oggi fanno video da tocco 100 siz, tu fai quei siz, che sta GT, voglio. Poi è logico che i guaglioni rirevano, se ne evano, no, no, ma quando mai, no, sono fidanzato, no, ma che stai dicendo? È logico, ne hai chiappate su 20, una che mi poteva far toccare le siz. Dopodiché io riesco non si facendo qua come, diciamo, come non è che uno va a mi sapere tocchi bello, voglio dire, è una cosa abbastanza particolare, però è un fatto di quantità, capito? Si punta alla quantità. Ieri a para 100 persone, 100 ragazzi dovevo toccare le siz. Fondamentalmente mi sono detto, vabbè, che ne fermerò 1000, vabbè, ma hanno fermato pure i chiusi, secondo me, e allora si va a quantità, no? Dice, poi ci arriva a 100, me ne fotti, ma ho detto, arriva a 100 e sono arrivato a 100, con una abnegazione e basta. Chiedevo sempre la stessa cosa alle ragazze, e chi ogni tanto qualcuno mi riceve sì, e faceva numero. Ma fondamentalmente è stato pure qua che mi di cazzo, lo dico perché lo dico sempre quando acchiappa qualcuno e mi domanda questa cosa, perché voglio è stato uno dei video più noiosi della mia, diciamo, dei miei video che ho fatto, perché è meccanico, capito? Che tutti i voglio, perché è bella una foto, ma foto un po' cazzo, perché veramente una toccata di tizio, non è che... Vabbè, comunque che stai dicendo, allora, alle al suo fuori gioco di Morata, però poi non lo conosco a quello che ha segnato. Ah, sì, perché poi stu Morata, non so, quando ci siamo Morata in da Spagna mi ha fatto strano, perché sai, mo Renzi in da Juve, in due campionati d'Italia, proprio mi ha fatto strano Morata che gioca con la Spagna. Che non sapevo manco che Steve nel giro della nazionale Morata, perché poi non so che ne seguo più, in nazionale non le seguo. Allora, comunque, Crecca, e dunque a mamma di 300 euro, il capo delle capre sataniche, e dunque a mamma di 300 euro, non so a cosa si riferisca questo capo delle capre sataniche, che pure è un bel nome. Questo qua. Marco Lollai, ce lo tengo can che non sta buono, ma potesse dare 300, ci capito, sta dicendo, come si chiama, che sta dicendo Marco, vabbè, una cosa. Comunque, Ciro Gatta, c'è il ritorno degli sketch su YouTube, secondo me è fatto bene. No, forse su YouTube, su Facebook l'ha messo sketch. No, ma i sketch sono belli, sono bellini, so, perché sono veloci, capite? Poi sono quei contenuti che piccoli, veloci, che vanno bene, pongo a Facebook soprattutto, perché uno a Facebook solitamente si mette con il cellulare, non è che si può avere un video che dura 20 anni, si può avere un video che di pochi secondi alla fine. Quindi sì, ma infatti io ne voglio fare, però essendo voglio usare che siamo proprio lenti, siamo lenti si sketch, ma c'ho pochi tempo per organizzarli, c'ho di passo tempo, ne fai uno che magari però mamma mia, su cagamenti di cazzo e boh, uno sa, non sono facili, non sono, comunque li voglio fare, però ne voglio fare, ne tengo un paio in mente che piano piano li faccio. Oh, comunque Vittorio Cacciaputi, buonasera, dopo un po' di tempo sono qua libero dallo studio e in vacanza, ringraziamo signor che è risorto, che sarebbe Roberto Carlino. Beh, quindi mi gusto la diretta, mi fa piacere Vittorio, io non so se ti sei collegato ora, se stai già da tempo, noi comunque già stiamo a un'oretta, più o meno, no, un'oretta no, ma stiamo a 40 minuti. Comunque mi fa piacere che sei come si chiama, in vacanza. Raffaele Granata, ma hai lo Zenfone? Sì, lo Zenfone, questo è un bello telefono, io mi trovo molto bene con questo telefono, pure perché venivo da un telefono in merda, cioè un telefono vecchio venivo, da un Samsung veramente di non so, 3-4 anni fa, cazzo, proprio un mattone, si ingiummava in coppa internet, non mi facevo fare un messaggio vocale, non mi facevo fare un video in coppa YouTube, ma facevo fare un cazzo. Quindi poi quando ho comprato questo qua, mi sento proprio ancora, lo tengo a 3 mesi, ma mi sento ancora una creatura col suo giocattolo proprio, mi piace, perché sono là. Mi trovo molto bene, non si blocca, mi fa piacere, bello telefono, fa delle belle foto, a me mi fotto le fotografie, però fa delle belle foto, c'ha dei bei filtri per le foto,
fatto bene, diceva posso la mandare. Peccato che mi fa finire diretta con a Periscope, perché purtroppo non lo so, però vabbè. Comunque Stefano Masi ascolta il vocale su Facebook, il secondo non il primo. Aspetta, me lo ascolto. Aspetta un attimo. Stefano Masi, il secondo. Bucciati, non hai scampo, raccontaci come stavi per essere arrestato, dai. Ancora su fate fissato su fatto come si va a parte che tu me lo chiedi sempre nei finali delle live, che veramente fa una decina di minuti finiamo, no? Però questa è una cosa, è veramente una cosa, c'ho una vita per parlare di questo fatto quando mi stavano arrestando. Ma poi non è che mi stavano arrestando, fui trattenuto per un po' dalle carabinieri, ma niente, cioè, poi facci imitare con la legge particolare, che sono da film le cose che io ho passato con la, cioè su cose proprio come se fosse uno come me che ha veramente rischiato di passare i guai per mezzi di cose proprio assurde proprio, ma io non vi racconto, allora Vittorio Cacciaputi, hai visto c'era l'uovo pasca un chilo a 5 euro ringraziamo sempre l'MD, è vero, 5 euro. Infatti mi volessi accattare, proprio mi vuole accattare, ci regala mia moglie 5 euro, me ne esco proprio, pesala, ma tanto a mia moglie ci piace mangiare cioccolato, quindi alla fine. Comunque, Ali al suo, cioè, non mi fa pensare, devo fare un montaggio di un video che dura 14 minuti, ma questo video, vabbè, comunque questi tagli di 14, 15, 20 minuti, sono tagli che magari su YouTube avendo 5.000 iscritti, le cose varie, uno si vede pure, ma pure un po' a Facebook, se uno ti segue, se lo vede un video che, però diciamo che un contenuto proprio, sai, a morte di Facebook, a morte su social, così, e sono quei video brevi, no, caduti, ma cotti e mangiati, no, come da fare. Allora, Andrea De Leva, per la Scienza Live ne fai una speciale, ma io volevo fare, cioè, volessi fare, ma che cazzo già fa? Cioè, non lo so, consigliatemi voi quale può essere una live speciale, non è il capo delle capre sataniche dice Robocop contro Robo MD. Eh sì, perché poi Cop, no? Che sarebbe la Cop, se posso immaginare questi robot che si scontrano. Fratem Simonetti, dice, ma che ne pensi di Ibra al Napoli? Ma io penso che è una stronzata, perché sono solo voci che fanno, diciamo, fanno esaltare, no? O tifoso Napoli, perché veramente poi si parla di questa cosa, che secondo me è una cagata, perché Ibrahimovic proprio mai dire mai, per carità, uno sai, la speranza è l'ultima a morire, però un Ibrahimovic gli diciamo una all'anno, cioè, lo vedo improponibile in Napoli, De Laurentiis Cerari, diciamo una chista. Allora, Francesco Carillo, Fabri, quando esce la prossima parodia? Voglio non ne ho idea, perché non c'è nessuna in programma di parodie, voglio, sinceramente non è più un video, cioè non è più, cioè sono video che farò perché per carità non è che non ne faccio più parodie, però non è che mi preme di fare una parodia, magari come era prima, che mi piaceva di farne ogni canzone che stava appazzata, proprio in coppia canzoni che escevano per fare qualche parodia, alla fine che ben vengano pure altri tipi di video, nel senso che io non mi sono mai limitato a fare solo le parodie, solo oppure solo i video di pubblicità. Sì, ho fatto tanti video di questo genere, però mi piace sempre cagnare, voglio, io mi trovo a fare sì, cose, non mi piace. Poi si fa una bella canzone che mi ispira, che riga bello, caso potesse parlare stufato, ok, la faccio, però per ora non c'è nulla in programma. Antonio Pellegrini, dicevo, mia mamma ti saluto, grande Antonio, mi sono scordato, me l'avevi detto prima, tu hai ragione. Ti saluta e Italia Spagna, speriamo che l'Italia segna, mi sono giocato la bolletta e mi serve solo l'Italia. Sì, ti saluto, mi hai scusato perché tu prima me l'hai scritto sull'annuncio che hai fatto della diretta. Saluto a me e a mia mamma, non sia la Sarturella, però purtroppo essendo che io prima mi sono disposta a Nervatur, che ho parlato per 6 minuti da solo, dopo che ho ripreso la diretta, c'è voluto poco tempo per ripristinare capito, il morale. E quindi vabbè, mi dice Dark Shish, a me è piaciuto assai il video della parodia di Ruben. Vabbè, sì, Kill per esempio è un video molto, a me no, perché su Kill video che io facevo all'epoca, perché tu all'epoca devi sapere che essendo che poi iniziai un po' a prenderla, diciamo, volevo vedere un po' YouTube a cosa poteva portare, no? Nel senso,
prima un poco con YouTube si guadagna, no? Quindi a gente fa morire poco anche con YouTube, se uno fa un video ogni con cadenza abbastanza, no, settimanale, no, però che sa, se uno fa 2 video al mese, no? Prima che succede, no? Quindi facevo dei video un po' che alla fine ma volevo fare e non volevo fare, perché posso fare tra la Juve, no? Che è tutto quello che vuoi tu, perché poi la Juve a roba e tutto questo, però sono argomenti che a me non mi piace poi parlarne, cioè ne ho parlato perché ho fatto un sacco di video, però poi alla fine su argomenti che tu fai per fare click, e fai per fare visualizzazione, perché sai che noi napolitani ce l'abbiamo tra virgolette, no? Con i juventini, perché a roba, vabbè, cioè poi faccio video chissà, allora un suo vero. Però poi questa politica di puntare al click e alla cosa, a me non mi piace più, lo fa, ma da tempo, ma neanche da anni. Quindi questi tipi di video a me non mi piace, non mi piace che fa, non credo, poi mi direi, ma però voglio, non so, voglio fare cose che mi piacciono a me, per un po' cazzo, fare cose un po' più così. E sì, vedi, come dice Matty Brooks, cioè a me piace a parlare di Breaking Ball, sì, cose del genere, capito? Cose che mi piace veramente fare, poi fondamentalmente, che sono... Cioè, ma alla fine chi è che si poteva immaginare di fare una parodia in coppia di Fravocatura, no? Una parodia, no? Di parlare di Fravocatura. A me che mi piace queste cose di nicchia, no? Per esempio, cioè, uno parla di Fravocatura, ma è difficile, no? Invece la Juve poi ne parla quanto, capito? Invece lo Fravocatura dice, no, potevo parlare solo, però mi piace andare a prendere qualcosa che magari non è stato mai trattato, no? Qualche argomento che non è mai stato trattato, appunto. Greca. Cirogatta, le più belle rimangono sempre le prime e Shizumotsu e Malepanze. Sì, quelle sono molto belle. Sì, sono belle nel senso che io ci sono affezionato, perché poi sono le prime e quindi so come l'abbiamo fatte, l'abbiamo fatto con uno spirito diverso, uno spirito molto proprio amatoriale, no? Che poi sapevamo, soprattutto con Malepanze, sapevamo a cosa andavamo incontro, perché non esisteva tutto sto fatto YouTube, tutto su Facebook, addirittura non esistevano proprio i video in coppa a Facebook. Erano altri tempi, e quindi ricordo anche io cioè, con tenerezza, va, questi parodie che abbiamo fatto veramente con uno spirito diverso da quelle che può essere oggi, capite? E ovviamente Cagne, ecco, Vago Sparagnan, sì, Vago Sparagnan, Giuseppe Cozzolino, la più bella, no, sicuramente una delle più belle. Guarda, io non credevo che dopo anni, per esempio, noi riuscissimo a fare qualcosa di un buon livello a livello di parodie, però con Vago Sparagnan, secondo me, abbiamo fatto una cosa proprio bella, perché e poi mi fa piacere che quando incontro qualcuno me lo dice pure mi è piaciuta assai la Spagna, perché è rimasta molto impressa nelle menti di chi mi segue, di vostre robe. E non credevo, perché, cioè non credevo nel senso che non pensavo che si poteva ascinare cosa. È bello quando uno si riesce a fascino fatto, si supera, tra virgolette, perché per me le grandi parodie ovviamente cioè la bella proprio, sai, mo c'è sceso mostro, Malepanze, Breaking Ball sono state, e poi quando fai questi tipi di parodie così riuscite, no? Nel senso che veramente su che cazzo, allora tu poi dopo hai sempre un po' paura che dici, vabbè, ma io come faccio a fare uno poco su i biri insuperabili, allora come va che Sparagnano poi mi sono reso conto che mi sa a chilo livello, se non di più forse, se non di più. Quindi sono stato contento. Pure a me piace molto, la Spagna mi piace assai. Spendi, dice Anonymous, sì, Spendi pure è stato che cazzo, è stato... Sì, Spendi perché cazzo, perché parlava, capito, diciamo che su fatto che Laurenti siano per occhio, no? È una cosa che è sempre stata, cioè, ora più di prima, ma prima c'è una specie di omertà, diciamo, anche oggi, però prima molto di più, su questa cosa di De Laurentiis. Perché? Perché De Laurentiis comunque, sorte e morte, comunque è un personaggio che è venuto a Napoli, cioè, veramente ha preso il Napoli dal baratro e l'ha portato a Coppa dei Campioni, alla Champions League, no? Un campionato, insomma, ai vertici, no, del campionato oramai da anni. E quindi, sai, uno ci dice, vabbè, ma a chi non potremmo dire niente, perché... Però sotto sotto pensa, dice, ma però qui è proprio una luce, lo dice, no? Una luce in senso che anche è un pappone, cioè non caccia pochi soldi, pensa ai guadagni, sotto sotto è così, lo sappiamo tutti. Però c'era sempre questa omertà ai tempi di non volerla proprio
questa cosa dirla proprio apertamente, no? Allora a me piaceva dire, fa mucca, facciamo parodia, sparammo proprio a zero su questa cosa, proprio tanto a noi, ma che ci facciamo, ce ne frutto, che poi fondamentalmente non è che può succedere, niente, perché poi niente è successo. Alla fine si nessuno, potremmo dire prima noi, no? E quindi lo facemmo con spendi, facciamo questa parodia molto a così. Comunque, Raffaele Granata, comunque bella quella cover azzurra, no, ma non è una cover, dello Zenfone. Poi tu lo hai chiesto in giro a tutti, lo prendessi in culo per 20 milioni di euro. No, che se non è una cover, perché la cosa, cioè, che se proprio telefono, cioè, non è una cover, che sia una cosa bella. Mi piace su colore proprio questo telefono mi ha colpito. E tra l'altro era l'unico colore disponibile, pensa fortuna e poi, vabbè. Francesco Carri, voglio fare un paio di minuti di Yuri, me vuol dire che poi potesse stare fino a mezzanotte, ma tengo sta moglie ma là, già so canore. Vabbè, comunque Francesco Carrillo, Damiano Bagnoli a Pattaro che la si piglia patana in da busto mi fa morire. Vabbè, Miano Bagnoli pure è stato bello, pure mi piace molto, un ricordo molto bello di Miano Bagnoli, nonostante forse diciamo non è che diciamo, a livello vabbè, no, è pure bello Miano Bagnoli, però magari Bozza paradossalmente è stata fatta in poco tempo, è stata fatta e poi ha avuto un bello risultato. Cioè, a me piace più che Sparagnano, però Miano Bagnoli c'ha il suo piacere, c'ha la sua che cazzo, come vabbè, comunque Crecca, sì, capo, ma sta scena ripresa mi fa citare da voi e parodia a me, perché poi mi scordo Freddo Simonetti, Fabio, parodia di The Fox pure mi piace, ma pure a me, perché poi io sono affezionato a tutte quante. È difficile che ci sta qualcuno che non mi piace, dice cazzo l'hai fatto tu. Certe sì, mi piacciono più di altre, però pure The Fox mi piaceva perché all'epoca questa canzone che girava, The Fox, era un tormento, cioè era una canzone molto ascoltata, cioè una canzone sfondò a livello proprio mondiale questa canzone, ma in Italia no, paradossalmente. Allora mi ricordo che io stavo su network di YouTube, no? Che poi YouTube funziona anche così, ci sono dei network, caso certe società, comunque che alla fine sai se fanno pochi soldi da coppa sul tuo canale YouTube. Vabbè, comunque c'era questo ragazzo, un bravissimo ragazzo tra l'altro, si chiama Stefano, e che dice Fabri, guarda che c'è questa canzone The Fox, che sta scassando malamente, si è da dirlo perché secondo me tu potessi fare una parodia in coppa a questa canzone. Ah, io c'è tabù, fammi sentire, ma questa canzone, ma l'anime chiede, ma se la prima volta non mi piacque, cioè, ma che questa canzone, pare una canzone di Mongoloid, il creatore, cioè, ma che questa cosa, i bambini, sai, pare tipi coccodrillo, come fa, una cosa del genere. Certi, ma che, poi ma se ne da voto, perché poi fortunatamente sono uno che quando non sono mai così superficiale, ma le cose cercherò di capire un po' meglio. Comunque, vabbè, vado là, ma se è andato pari voto, e mi grito, bello e buono, mi ha cominciato a piacere, ma sta canzone ma proprio andava, ma che sta canzone, din 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 din, vabbè, comunque ne parlo con Pietti Pool, cugina, che voi chiamate, parecchi vi chiamano Frank, ma non è Frank. Parlo quiz, ci dico sta cosa, ma che potremmo fare, che non potremmo fare, e esce fuori questo forza so gay, e poi Ruperito che poi hanno sempre parlato di gay, no? Se sembra anche ora, se ne parla, però pure all'epoca parlavano sempre di queste cose, matrimoni gay, tutte queste collegate. Allora decidemmo di affrontare questo argomento e metterlo in questa canzone, poi è tutta, cioè, tutto goliardico, no? Perché poi sembra appariare, no? Però anche con un fondo di significato alla fine sotto, perché poi si va a sentire, c'è sta un fondo di cosa, vabbè, comunque facendo questa parodia, vabbè. E però all'inizio non, cioè, mo per esempio, magari poi col tempo ha acquisito visualizzazione, e poi qualcuno se la ricorda, mi fa piacere, ogni tanto qualcuno se la ricorda. Però all'epoca non fece poi tanto, chissà, io mi aspettavo che poteva fare un bello boom, poi non facette manco cazzo, in realtà. Crecca, molti, Ciro Gatta, molti non lo sanno, e ci sono mostre era badante di tua nonna, no, badante di mia zia, questo è un mostro proprio, il mostro, era la badante di mia zia, questa donna rumena che si chiama Elena, che ancora oggi è la badante di mia zia, e Kamana Mind ha fatto un mostro in questo video, e lei fu molto brava, ma pure noi fummo bravi proprio a dire la verità, perché là eravamo, lo dico spesso, eravamo molto, ci tenevamo massa, ma non che ora non ci teniamo, però all'epoca, sai, proprio all'inizio, lo sai, ci piaceva proprio, eravamo proprio pignoli su ogni scena, e ci mettevamo là e quindi ci dicevamo come si era a muovere, come si era a fare, però lei che poi è una signora molto
simpatica, caciarona, veramente, di 50 anni, 60 anni, però è una che zumba, fa ricci, cioè molto dinamica, sorridente, poi è un mostro, perché è molto simpatica. E quindi si prestò al gioco e faceva sta parodia di Shizu Mostro, che è veramente una delle quelle che io forse preferisco di più. Ci sono molto legato a quella parodia, mi è piaciuto assai proprio farla, scriverla, cantarla un po' meno, però può essere piaciuta assai. Vabbè. Comunque Raffaele Granata, secondo te Laventis pure fa spesso all'MD? Sì, questa è una domanda pure che mi fate spesso, ma penso proprio no, che forse sì, si rifornisce all'MD, ma non va lui personalmente a fare la spesa, perché penso che sarebbe brutta. Okay? Comunque Renata Russo, ti saluto, Francesco Gennaro, sento il messaggio di vocale di Francesco di Gennaro Ferrara, però parlo poi va bene, sento anche un paio, però ero un po' chiuso perché managei. Cerro sino bucchina. È grande, un bacione. Grande, Gaetano Montanino mi ha dato il sorriso sul fatto che c'era un bucchinare casomai. Marco, Michele, no, sta. Voglio sentire un messaggio di cosa, ma non lo trovo. Mi ha mandato un messaggio vocale, ma non lo trovo. Io Vittorio Cacciaputi, una casa caruto compagno mio si chiama Enrico Iavarone, della vita non ha capito niente, va a spendere dalla concorrenza e schifo e cose l'MD. Ci può dire qualcosa tu? Non so più che fare con lui. E ma che allora, conti alla mano, basta che tu non ci vuoi niente, pigli allora, pigli 5-6 prodotti della Conad e poi prendi 5-6 prodotti dell'MD, fai un calcolo e basta, ci fai vedere, senza proprio, e vedrai che lui si convincerà perché sparagnerà un paio di euro. Io vi devo lasciare, sono stato molto... Chi è che sta bubbando i messaggi? Sono stato molto bene questa sera con voi e niente, allora, ci aggiorniamo nel senso che vabbè, la diretta un po' a Facebook, no? Non la facciamo lunedì perché lunedì c'è solo lunedì d'Albi, sta Pasquetta e stiamo a Tambriago e stiamo tutto cuot e quindi non la faremo lunedì, ma mercoledì. Attenzione perché mercoledì voglio non stunga a casa mia, stunga posto, questa è una cosa curiosa e particolare, un esperimento facciamo. Comunque mercoledì facciamo una diretta coppa a Facebook, ma io non sto a casa mia, ma sarò in un altro posto. Quindi Rita l'aspetto mercoledì prossimo. E poi che sta da diretta a coppa YouTube, non lo so quando la facciamo. Probabilmente o Zoom proprio, oppure non lo so. Ma vediamo un po'. Vi aggiorno, poi tanto stiamo in coppa a Facebook e là vi tengo aggiornati. Ma la vaga, voglio fare uno dei più grandi caffè che io mi possa fare dopo le dirette, veramente usciate proprio in capo. E niente, voglio bene che se sono stato bene questa sera, mi sono divertito, mi parlato del più e del meno come sempre. Ma saluto a voi e a tutti quelli che la diretta la vedono poi differita, che ce ne sono sempre tanti e hanno il mio massimo rispetto. Ma state buoni, penso che la partita è finita, non ci sta più. Niente, voglio bene, state buoni. Un bacione, buona Pasqua, anzi, mi stai scordando. Ciao ciao.